Una conferenza stampa oggi per fare una sintesi del risultato eclatante e straordinario che specialmente lei ha avuto in provincia di Agrigento, numeri da Prima Repubblica. Ecco, come se lo spiega questo exploit, questa vittoria nei suoi confronti? Beh, una gran voglia di cambiamento sicuramente che si è tradotta non tanto sulla mia persona, ma è un lavoro che è stato portato avanti in questi 5 anni, è stato riconosciuto, ma soprattutto dai gruppi del territorio. I gruppi hanno lavorato molto anche durante la campagna elettorale e i frutti si sono visti. La gran voglia di cambiamento della provincia di Agrigento poi si è manifestata in maniera straordinaria nei confronti del movimento, che ha ottenuto grandi risultati. Il movimento è stato il più votato, il movimento ha vinto in provincia di Agrigento, per noi ha vinto, Cancelleri è il nostro presidente anche in provincia di Agrigento. C'è dell'amaro in bocca, per pochissimo non si è arrivati al traguardo e poter guidare la Sicilia. Beh sì, pochi voti sono mancati perché molta gente non è andata a votare come 5 anni fa. Questo ci rammarica perché la nostra campagna è stata improntata sul fatto che era importante il voto, il non voto non giovava a nessuno. Chi è andato a votare questa volta ha fatto la differenza e lo abbiamo visto. Cascio, Cimino, Panepinto, Fontana sono deputati che non sono stati riconfermati grazie al voto dei pochi elettori che sono andati a votare. Quindi se andava più gente a votare, questo cambiamento era concreto, ancora più concreto. 5 Stelle fa un risultato ottimo con la sua elezione a secondo parlamentare addirittura, quindi un quorum pieno, una bella affermazione che sarà riflessa come in Parlamento all'Ars? Ma noi innanzitutto siamo la prima forza politica in provincia di Agrigento, la prima forza politica ad Agrigento, quindi ringraziamo i cittadini agrigentini, i cittadini della provincia per il forte contributo che hanno dato anche in termini di preferenza. Il numero dei deputati all'Ars sarà di 20 unità su 70, quindi quasi un terzo del Parlamento, quindi saremo in grado di incidere fortemente sulle politiche ancora poco chiare del governo Musumeci. Può fare un'alleanza in qualche modo? Ma le alleanze noi abbiamo detto sempre che le faremo sulle idee. Abbiamo noi un programma chiaro a differenza del nuovo governatore della regione siciliana. Se ci dovesse essere una convergenza sui punti programmatici, ovviamente a nostro favore, non mancherà il nostro apporto. Fabrizio Lacava, per pochissimo non ce l'ha fatto, una campagna sicuramente interessante che ti ha arricchito, come? Intanto io desidero testimoniare gratitudine a tutti coloro i quali mi hanno dato una preferenza, con anche l'intento, come dire, di premiare un attivismo che viene da lontano. Io in questi giorni faccio una battuta, che è quello che io ho fatto delle promesse e loro le manterranno. Noi abbiamo 2 portavoce straordinari come sono Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro, ce li abbiamo, sono del territorio, avremo sempre un rapporto molto stretto perché questo è il Movimento 5 Stelle, non è che adesso si spengono i riflettori e abbiamo finito di attivare. Noi abbiamo parlato del registro dei tumori, di Cattedrale, di Ponte Petrusa, di Ponte Petrulla, del lungomare di Lido Azzurro e di tante altre cose. E sono delle cose sulle quali ci impegneremo tutti e sulle quali loro si impegneranno, non potendolo fare io, da opposizione ovviamente con le difficoltà di essere opposizione, ma per cercare di risolvere i problemi della nostra terra perché dobbiamo portare risultati al nostro territorio.